Il sistema di accoglienza della città di Vicenza è sicuramente un sistema di eccellenza. Non v'è città in Veneto che ha uguali come politiche di solidarietà. I container in cui siamo stati sono stati messi a disposizione, pensate, nel giro di una settimana, un anno fa, quando la stazione ha chiuso le porte e i senza tetto non avevano più un posto dove andare. Tutte strutture in cui si entra la sera e si esce al mattino. Vedete, i cancelli sono blindati, insomma si dorme. Ma di giorno cosa succede? Dove vanno queste persone? Sono persone invisibili, non è che bisognerebbe passare di lì al momento quando passano. Entrano alla sera, escono la mattina, dopo saranno in vagabondo in giro per la città, andranno dove capita, non so. Per i residenti è una convivenza facile, anche se qualcuno che in quell'area, nel cuore della City, chiede ancora si possa fare qualcosa in più. Volevano fare, non so, delle casette qua in questo posto, volevano fare... ma tutto incolto lì, hanno fatto una bonifica che sarà costata anche soldi, senz'altro una bonifica, e adesso lo spazio è tutto lì sì, buono. Io non vedo l'ora che lì dove c'è il vecchio Zambon facciano quello che hanno promesso. Cosa hanno promesso? Promesso il parco. Ecco. Quanto tempo fa l'hanno promesso? Dunque io sono arrivata 17 anni fa e già ne parlavano. Nate per l'emergenza freddo, sono poi rimaste aperte tutto l'anno con un servizio di vigilanza privata alla sera, ma forse si potrebbe usare qualcosa di più con tutto questo spazio, magari un angolo per trascorrere anche le giornate evitando di farli stare in strada. Ad oggi c'è solo il centro diurno di San Faustino della Caritas. I nomadi intanto se ne sono andati, hanno capito l'antifona, da quando la zona rossa è stata estesa anche a qui. Ad ogni modo dopo si sono spostati da qui al parcheggio più avanti, perciò non è che abbiano cambiato più di tanto.